Non più solo contrasto, non più solo repressione. Il Comune di Vicenza punta ora anche al mondo dei consumatori di sostanze stupefacenti. In un mercato regolato da domande ed offerte, dove l'offerta di sostanza stupefacente è aumentato, a Vicenza nel 2018 vi è stata la metà dei sequestri del Veneto, dove vi è un prepotente ritorno dell'eroina iniettata, dove già sempre più spesso circola la pericolosa eroina gialla, l'amministrazione ha deciso di mettere in campo a fianco alle forze dell'ordine degli operatori di strada. Sono 3 squadre, 3 equip, ciascuna di 2 operatori, in totale quindi saranno 6 operatori che per 70 ore alla settimana saranno sulle nostre strade, nei nostri quartieri. Sono al lavoro nell'area di Campomarzo, da Pontefuro a Piazzetta Santi Apostoli, Giardini Salvi, da Viale Milano, Torino al quartiere San Giuseppe, compreso Parco Fornaci. Nella fase di mappatura c'è anche una fase di aggancio che può essere anche facilitata da operatori che magari già sono presenti. Faccio un esempio: al Parco Fornaci c'è il guardiano che conosce tutti i ragazzi e quindi lì abbiamo agganciato il guardiano in modo che magari in futuro nel futuro prossimo ci possa un po' presentare e agganciare a questi ragazzi. 2 le tipologie di tossicodipendenti, i cosiddetti cronici che vivono in condizioni di marginalità senza lavoro né dimora, e poi i giovanissimi che si avvicinano sperimentando le cosiddette droghe leggere fino all'età di 14 anni. L'obiettivo di questo progetto non è solo quello di andare a incontrare, a parlare con quelli che sono poi definiti tossicodipendenti cronici, ma andare anche e soprattutto ad agganciare tutta quella fascia di popolazione, soprattutto più giovane, che oggi si sta avvicinando al mondo della droga. Allarmanti i dati forniti dal SERD: 55 giovanissimi under 20 in carico al servizio dipendenze, oltre 2000 i pazienti in trattamento e più della metà sono tossicodipendenti tra i 25 e i 29 anni. Di questi 1016 fa uso di eroina, 20 invece le persone in situazione di grave marginalità che fanno uso di droghe. Ma come avvicinarli? Un'operazione che appare tutt'altro che semplice. Bisogna avere un po' di capacità di relazione, soprattutto con i ragazzi. Spesso andiamo con quelli che vengono definiti oggetti di mediazione, quindi si va per condividere magari l'anguria se è estate, magari si portano le patatine, della Coca-Cola eccetera, ci si presenta in maniera molto onesta, senza raccontare tante storie, e poi magari si comincia a parlare di ciò che a loro interessa.